Nuovo appuntamento con la festa del pistacchio, denominata meglio Fastuca Fest, un evento che Raffadali non può mancare anche nel 2019. Sì, un evento Fastuca Fest che si rinnova, che ha l'ambizione ogni anno di crescere con appuntamenti nuovi, diversi, con nuovi spazi. Quest'anno cercheremo di rendere anche al meglio la giornata con la possibilità il sabato e la domenica di vivere la festa dalla mattina alla sera, quindi anche durante l'ora di pranzo sarà possibile venire. Avremo degli ospiti importanti di eccezione, quali ad esempio la domenica avremo Natale Giunta con lo show cooking che si farà durante la sera. Saranno spazi di spettacolo, intrattenimento per bambini, per persone più adulte, insomma una festa che vuole abbracciare tutti coloro che hanno la possibilità e hanno la voglia anche di vivere una fine settimana nel nostro territorio, nella nostra provincia, e abbiamo diversi prodotti che abbracceranno il pistacchio, quali il vino, la frutta secca, ma anche altri prodotti del territorio che possono ben coniugarsi con il pistacchio di Raffadali. Ormai è una manifestazione attesissima, sono arrivate diverse telefonate anche da persone oltre lo stretto, aspettiamo migliaia di persone, ci saranno delle novità, delle migliorie, abbiamo lavorato intensamente e speriamo anche quest'anno di avere un grande successo. Ricordiamo le date d'inizio, quando parte e quanto dura? Saranno sempre i soliti 3 giorni, la terza settimana di settembre, a breve verrà comunicato ufficialmente il programma, aspettiamo la manifestazione di oggi per dare ufficialmente inizio a una comunicazione che sarà e cercheremo di coprire tutto il territorio nazionale. Quanto è importante per l'economia del Paese? È importantissima, molti giovani si stanno avvicinando di nuovo all'agricoltura, molti credono e sperano in questo oro verde e io sono sicuro che sarà sicuramente un volano e un veicolo importante per lo sviluppo del nostro territorio. Diciamo che cercheremo di fare rimanere i nostri giovani nel nostro territorio. Devo dire che non è solo il territorio Raffadali, l'associazione abbraccia diversi paesi della provincia di Agrigento e tutti insieme stanno lavorando per dare al prodotto un valore aggiunto. Allora, quest'anno la festa sarà caratterizzata con alcuni eventi importanti che abbiamo deciso di portare in piazza per dare ancora più spicco all'evento. Uno di questi sarà Natale Giunta, naturalmente, che farà uno show cooking proprio a Piazzetta Europa, dando anche lustro e visibilità nelle sue capacità di buon chef ad esaltare proprio quelle che sono le caratteristiche del pistacchio del Raffadale, sia con un dolce che con un salato. E naturalmente il percorso del gusto quest'anno noi abbiamo deciso un pochettino di allungarlo, anche perché visto l'afflusso dell'anno scorso c'era la necessità proprio di allungarlo, uno perché ci sono delle aziende in più che partecipano al percorso del gusto, e anche per comodità nostra e agevolare naturalmente tutti i visitatori che ci verranno a trovare. La BCC di San Biagio Platani sostiene da sempre le iniziative del privato, non poteva mancare anche a questa sponsorizzazione. Sì, la BCC è la banca del territorio, questo è un prodotto che identifica il territorio. Noi siamo una banca locale che è testimonianza del fatto che è vicina alle famiglie e alle imprese, a disposizione per qualunque tipo di servizio, ovviamente alle migliori condizioni. Qual è la situazione, un po' una radiografia, lei che ha il polso dell'economia agrigentina e siete radicati in tantissimi paesini della provincia? L'economia agrigentina, è noto, non sta attraversando un ottimo momento, per cui a maggior ragione le banche locali possono essere veramente un grande sostegno e un grande supporto per fare ripartire questo nostro benedetto territorio. Qual è la peculiarità della vostra banca, la tipicità della BCC? Perché scegliere la vostra banca? Le BCC sono banche di relazione, sono banche che basano il rapporto basato sul fatto che siamo persone, che conosciamo le persone, che vogliamo essere vicini ai bisogni delle persone. Imprese e famiglie possono rivolgersi a noi e avere per questo consulenza, in modo da poter scegliere quello che è il prodotto più adatto e più confacente alle esigenze realmente, al di là del guadagno che la banca può riceverne.